Sono tamponi gratuiti, la risposta avviene nell'arco di qualche minuto, lo possono fare i residenti, i turisti, i giovani, i meno giovani e anche i bambini. Gratuiti e diffusi. E come arrivare più vicino alla gente se non con un autobus di linea dell'azienda Trasporti Veneto Orientale, area di riferimento per un'iniziativa dell'ULSS 4, supportata da un istituto bancario per tenere sotto controllo la diffusione del Covid. Senza prenotazione e sborsare alcun euro, turisti e residenti, operatori turistici e lavoratori stagionali potranno effettuare il test anti-Covid-19 grazie all'iniziativa Tamponi on the Beach. I tamponi ovviamente vanno abbinati all'attività di cura, tra virgolette, ovvero i vaccini, anche per intercettare rapidamente le varianti, perché nel caso di positività sequenziamo il dato ottenuto per poter capire se si tratta o meno di varianti e ovviamente agire poi di conseguenza. L'egida è della Regione Veneto, ma la diffusione del messaggio è affidata a un paio di popolari radio private e supportata dal SILB, il sindacato di quei locali da ballo sostanzialmente chiusi da 17 mesi e che con la recrudescenza dei contagi vedono appannarsi le possibilità di riapertura dei locali. Ci siamo attivati, abbiamo dato tutto quello che potevamo in termini di spazio, in termini di supporto, insomma in quello che sono poi le nostre conoscenze sul territorio e intratura, ma la cosa che mi fa particolarmente piacere è che viene fatta soprattutto nella cornice di Piazza Mazzini, che è tanto vituperata, che è tanto maltrattata tra virgolette. Invece ancora una volta ci dimostra che la commistione tra pubblico e privato può portare a delle iniziative che sono sicuramente utili a tutta la comunità. Partiamo da qui, arriveremo fino a Bibbione ma anche nell'entroterra, perché alcuni esercizi commerciali e imprenditori privati nonché i comuni ci hanno chiesto di essere presenti. Questa è un'iniziativa importantissima perché consente di potenziare quella campagna di screening che il Presidente Zaia ci chiede di fare proprio per testare la popolazione e individuare precocemente eventuali casi di positività e mettere a rischio tutte le persone che vivono in questo contesto altamente turistico e altamente frequentato.